Cercavo della moglie per dargli in mano questa che... Avete visto Bragato?
te lascia libero che lavora di più. Tutti i capelli piumati dietro ai labari bersaglieri, per cortesia, grazie. I capelli piumati, per cortesia, i capelli piumati dietro ai labari bersaglieri, grazie.
Bravi, grazie, grazie alla nostra fanfara. Capo fanfara? Ci siamo? Ok. Allora, gentili ospiti, siamo pronti? Fa il suo ingresso il signor generale di brigata Bersagliere Guaristo Alessandro, comandante regione militare Friuli Venezia Giulia. Chiesto, senti, presentare, lì, posa. Chiesto, senti, presentare, altra bandiera. Gentili tutti gli ospiti, signore e signori, rappresentanti dello Stato, amministratori, sindaci, generali, militari, tutti, associazioni, l'ho detto prima, amici tutti. Vi do il buongiorno, il benvenuto in questo tradizionale alzabandiera di marzo dedicato al Corpo dei Bersaglieri, in particolar modo al 27° e all'11° Bersaglieri, per rivivere certi momenti che abbiamo passato assieme con i nostri comandanti, con i nostri commilitoni, e per rendere sempre onore, dopo l'alzabandiera, che è il nostro tricolore che con orgoglio portiamo in tutto il mondo, con fierezza, con serietà, con professionalità,
vogliamo appunto, col gesto che abbiamo lasciato la corona di fiori sul nostro fiume sacro, perché è sempre Piave anche quello, tutti coloro che dalla prima guerra mondiale ad oggi hanno lasciato la loro vita per la patria. Io non farò tanti discorsi, non nominerò tutti perché, come voi sapete, ogni tanto scrivo, ma a me piace essere più genuino come lo siamo tutti noi oggi, col sole che ci bacia, col vento che ci fa muovere le nostre piume, ma essere sincero come sempre, con le espressioni che io lascio, e lo sanno chi da tanti anni mi sopporta, girando per l'Italia, quello che dico lo dico col cuore, e col cuore vi dico grazie a tutte le autorità militari, in particolar modo, che il sacrificio, come anche voi, rappresentanti dei nostri comuni, diciamo province e regioni, fate quel sacrificio alle domeniche invece che stare con le vostre famiglie, noi vi disturbiamo. Ma so che anche voi dite grazie perché avete piacere, non dico che è un dovere, avete piacere di stare insieme, altrimenti non ci si troverebbe così, perché è retorica e sarebbe falso da parte mia, e so che voi, chi viene col cuore aperto. Ed è per questo che io, il mio discorso chiudo, sarà veramente così di dirvi grazie, perché ogni anno vi posso dire che ieri sera eravamo in 29 dentro dove stiamo pochi, diciamo nella nostra sala, ragazzi che vengono, come lo sapete, da tutta Italia, perché amici che arrivate per la prima volta, quei signori che suonavano non sono dei professionisti, ce ne sono anche quelli, ma sono tutti allievi del nostro primo maresciallo Miele e della nostra gloriosa fanfara dell'11° Bersaglieri, del quale, ripeto, abbiamo il nostro generale che è stato un comandante anche lui, abbiamo il nostro comandante dell'11° che sono onorato appunto di questa sua presenza, nonostante qualche acciacco anche il bersagliere ce l'ha, però non molliamo e siamo qui per tanto guaia, come anche a Pino Perrone e a tutti i bersaglieri l'ex anche già comandante di Miele, e qualche altro come il generale Scollo che ha dovuto dare buca ieri sera, perché sapete quanto ci tiene anche lui ad essere come noi appunto vicini, non per farsi vedere, siamo di quegli uomini che amano questo tricolore. Grazie al nostro comandante, perché è d'obbligo di rispetto, come ho detto prima, dal mio comandante della brigata della Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, ai carabinieri, ai vigili della polizia locale, alla polizia penitenziaria, alle Croce Rossini, alla Croce Rossa, ma dico grazie perché come ospite, e poi ai consiglieri comunali, al nostro comandante della Gendarmeria Europea, perché credo che andiamo anche noi per gradi, siamo in Europa e avere anche la sua presenza ci onora, e la ringrazio appunto a nome anche di tutti i miei, e credo che meriti un applauso a lui per darlo a tutti quanti, ne faremo uno solo, ma per... Ecco, io adesso, come consuetudine, inutile che lei mi guardi, la invito, signor generale. Le autorità, istituzioni competentistiche d'arma, a nome di tutte le forze armate, Friuli Venezia Giulia, il mio ringraziamento per essere qua oggi a rendere omaggio alla specialità dei bersaglieri, ma come sappiamo alla fine noi rendiamo sempre omaggio a tutti i caduti di tutte le armi e delle forze di sicurezza e di polizia. Oggi pensavo cosa dire, perché oramai sono così tanti anni che vengo qua, ancorché devo dire buon presidente qua ha sempre qualcosa di nuovo. Quest'anno è venuta una gondola, oppure che l'anno prossimo arriverà la Cavour, avremo qualcosa di più grosso. Diciamo che oggi vorrei dedicare il pensiero che è sempre vivo in noi, anche da parte delle autorità, dei signori sindaci, assessori,
ai caduti dell'11° bersaglieri e dell'11° bersaglieri ciclisti che erano inquadrati nel reggimento, perché quest'anno è il 1915, quindi il 24 maggio sarà il segno di inizio di quella immane tragedia che fu la Prima Guerra Mondiale. E in quei 42 mesi l'11° fu impiegato per circa 26 mesi sulla linea del fuoco, gli altri erano nelle retrovie, e i bersaglieri ciclisti invece 10 mesi, che possono sembrare poco, ma non dobbiamo dimenticare qual era lo scopo e l'utilizzo dei bersaglieri ciclisti, che erano truppe molto speciali. Bene, in questo periodo l'11° reggimento ha versato il sangue di oltre 927 caduti, 5.200 circa feriti e 1.900, se non sbaglio 27, ma non è il numero che fa parte, una volta dispersi. Una cifra che è incredibile se paragonato a un reggimento, e dà il segno di quello che è stato il sacrificio dei bersaglieri, che sono stati su tutti i campi d'Italia, del nord-est d'Italia, anche qua, perché sappiamo tutti che la piana del Piave fu riconquistata dal 17° reggimento bersaglieri nel 18, quindi i bersaglieri sono stati presenti ovunque e hanno combattuto per noi. Quindi oggi è anche un omaggio ai nostri caduti dell'11°, visto che abbiamo il comandante dell'11° qua presente, è un omaggio a loro, ma ovviamente un omaggio a tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale, perché simili cose non devono più avvenire, si spera sempre. Noi tanti dicono: no, sei militare, sei militarista. Non è vero, se c'è una persona che ama di più la pace è proprio il militare, perché le mie missioni all'estero, le mie 5 missioni ti insegnano a vedere degli orrori, vedi degli orrori che per cui solo chi vede e chi tasta veramente con il rischio anche della sua vita può capire quanto è orribile la guerra. Quindi se c'è un pacifista vero è proprio il militare, non c'è ombra di dubbio su quello. Molti altri si freggiano di questa cosa, ma poi alla fine appoggiata una bandiera colorata, poi tornano a casa ed è finito il problema. Quindi al di là di tutto nessuno di noi è un guerrafondaio, e la Prima Guerra Mondiale è stata proprio uno dei peggiori errori storici, anche purtroppo per colpa di comandanti, devo dire generali, i miei colleghi, perché non seppero che mandarono al macello veramente in modo assurdo molte giovani vite. Quindi oggi è ringraziarvi per questa vostra presenza non doverosa ma proprio sentita. Il mio ringraziamento a nome delle Forze Armate nel ricordo dei bersaglieri del XI e con loro dei bersaglieri di tutta Italia, di tutti i reggimenti e di tutte le armi, specialità dell'esercito, ovviamente della Marina, altre Forze Armate, Marina, dell'Alto, dei Carabinieri, Guardia di Finanza, e se ne metto qualcuno, le sorelle, bisogna ricordare anche le nostre sorelle, le ancelle che erano vicine a noi. Chi non è nominato, chiedo scusa, ma non è voluto. Grazie a tutti. Grazie comandante. Ecco, indubbiamente, come ha detto il signor generale, anch'io appunto, chiedo scusa se l'avevo preannunciato, non nominerò tutti perché indubbiamente se no ci disperdiamo, come ringrazio anche, ho detto per la Pampara, anche la nostra pattuglia appunto in divisa d'epoca. Ecco, io ho dato, e non per maleducazione rappresentante della mia città, diciamo al signor generale, perché la giornata il tricolore l'abbiamo fatto, ma era giusto che io lo dissi in questa giornata militare prima. Adesso ai rappresentanti di Jesolo diciamo il saluto e poi passerò agli altri ospiti militari. Grazie a lei. Sì, buongiorno a tutti, vi porto i saluti dell'amministrazione al completo che non è qui presente perché ci sono un po' di manifestazioni in giro, il sindaco è impegnato in altre, però ringrazio il signor Vidotto di questa cosa perché veramente sta creando qualcosa di veramente grande. Ritengo che per la città di Jesolo sia un fiore all'occhiello il signor Vidotto, quindi vorrei chiedere un applauso veramente perché sinceramente e personalmente per chi ha servito la patria poco, un anno, 2, 3, 10, queste sono cose che sono molto importanti.
ci tengo particolarmente all'invito che mi ha fatto, grazie, cercherò di partecipare molto di più perché sono cose, come ha detto lei prima, che fanno molto piacere e soprattutto ricordare. Vorrei ricordare che non possiamo avere un futuro se non c'è un passato e la persona del signor Vidotto sta ricordando il passato alla grande. Grazie ancora. Grazie consigliere, grazie. Mio comandante, la giornata è dell'11°, del 27°, a lei. Buongiorno a tutti. Questo è il secondo anno che ho la fortuna perché di fortuna si tratta di trovarsi qui con Franco a onorare in un giorno speciale l'unità che la Forza Armata mi ha dato il privilegio di comandare, l'11° Reggimento Bersaglieri. Senza personalismi io ringrazio te a nome del reggimento che comando per dare ancora una volta la possibilità di essere protagonista insieme a chi ha servito la patria in armi nel passato. Quest'anno, come ha ricordato il generale Guarisco, ancora di più, perché nel 1915 il conflitto mondiale ha coinvolto in pieno il reggimento e il reggimento ha onorato la bandiera che io oggi ho il privilegio di custodire nel mio ufficio, che è fregiata di 3 medaglie d'argento al valor militare, 2 per l'11° Bersaglieri, quando l'11° battaglione ciclisti quando fu disinquadrato dal reggimento, e una ancora per l'11° ciclisti quando era ancora parte dell'11° Bersaglieri. Grazie Franco, continua così perché questo è un modo giusto per camminare in un solco tracciato dalla storia che consente a noi di continuare la corsa con slancio e con la serenità di sapere che c'è qualcuno che ci sta vicino nelle difficoltà quotidiane, sia in guarnigione sia quando siamo in operazione. Grazie. Grazie signor comandante. Ospitalità. Comandante IGF, lei so che mi vuole donare, allora non prendo lo spunto che già nel farmi il dono, 2 parole anche da lei, poche. No, non la prendo in contropiede, è giusto così per l'ospitalità. Venga signor comandante. Io vi prendo sempre, ma da buon spagnolo, perché appunto l'Europa, anche questo, grazie. Innanzitutto dico grazie per questo dono che lei ha voluto lasciare al museo appunto del Basco della Gendarmeria Europea, e pertanto ne fa ben sfoggia appunto assieme a tutti gli altri. Adesso a lei 2 parole. Grazie. Grazie mille. Innanzitutto chiedo scusa per il mio italiano perché non è ancora buono. È per me un onore essere di qua e vedere questi eventi che fortunatamente non si fanno così spesso come non si dovessero fare, neanche nel mio paese. Per me è sempre un orgoglio essere presente data bandiera, oggi qui, ogni lunedì, anche alla Caffè Machinotto a Vicenza. È altra cosa che non si fa spesso, almeno nella mia organizzazione. E dopo spagnolo che sono, mi sento italiano. Ho cominciato a imparare da tempo italiano, dalla prima volta che l'ho sentito. E il mio viaggio di nozze è stato qui in Italia, la prima volta che vivo all'estero. Però, se mi permettete, voglio dire una cosa, così per spagnolo. Le altre cose italiane. Grazie mille, Grazie, scusate, grazie della sua presenza e della sua generosità, grazie ancora. Credo che questo è lo spirito nostro latino, spirito europeo, spirito del militare, vedete è questo. Ecco, quando diceva poc'anzi il generale Guarisco, chi più di noi non siamo guerrafondai vogliamo, e questo vi posso dare un aneddoto. Io in questi giorni ho avuto, e spero che continuino le nostre scuole, le dicevo, diciamo ai ragazzini innanzitutto la mia prima cosa, dando del buongiorno, li porto qui, le faccio vedere quando riesco e vi faccio l'alzabandiera, perché dico questo è il buongiorno che noi diamo a voi, giovani, cominciamo dalla prima elementare, anche dalle scuole dell'asilo che ne ho, e quando li porto dentro e dico subito io sono qui,
sono contro la guerra. Non crediate, però vi voglio far vedere cosa hanno patito, cosa hanno provato i vostri nonni, genitori, zii, passati diciamo dalla vostra famiglia, nostri italiani e non, e quando gli faccio vedere la differenza delle vesti nostre e quelle che avevano altri anche eserciti, è quella, è quello, la medaglia, il sudore, che cosa hanno, come dalle gavette la differenza tra l'austriaca e la nostra, ecco questo è quello che noi militari vogliamo trasmettere a questi ragazzi. Vogliamo trasmettere che innanzitutto anche fare della cosa civica, se trovi una bomba chiama le forze dell'ordine, ci sono i carabinieri, ci sono la polizia locale, ci sono i finanziari, c'è la marina, ci sono tutti, abbiamo anche il consulino, è per dire, voglio dire, ci sono le autorità preposte diciamo dei sindaci e facciamo questo, i vigili del fuoco che appunto ringrazio che sono sempre presenti anche se nelle retrovie perché sono pronti sempre ad andare, ma sono presenti, vi ringrazio capo Michele per la vostra sempre presenza e aiuto che date anche alla Casa del Bersagliere. Ecco questo dico, noi non siamo lì, siamo qui per aiutare, per far capire che vogliamo essere amici, non c'è un avversario, non c'è un avversario né politico né di associazione né di altro. Vieni, le porte sono aperte, perché poi ci sarà anche un seguito, finita la parte un po' militare, perché anche noi militari e non facciamo delle cose sociali, come serve l'assessore che ogni tanto vedo nelle fotografie, non faccio nomi, dico nelle nostre sagre paesane, perché stare vicino alla gente. E noi militari siamo questo, vogliamo fare questo e lo vedete qui perché poi qualcuno, voi dite ma cosa fai? Fai questa propaganda di questi tappi? No, è quella cosa che sono riuscito a collaborare con l'Ariete, a spingere noi che sono stati i liberatori, io do una mano, sono uno che farete come spero farete voi, l'avete fatto, lo stiamo facendo, ma per chi? Per chi ha bisogno, e questo è il Crodi Aviano, e come Crodi Aviano vuol dire tutti. Ecco i semplici tappi che noi doniamo adesso alla nostra Presidente, che poi diciamo io prenderei lo spunto prima di chiudere, vieni Viviana, ecco, permettetemi anche questo, ecco questo è il militare, perché vi posso garantire che chi già era presente dal Libano, lo sapete, noi saremo stringati nel dirlo perché non vogliamo stancare, non vorremmo avere un bicchiere di bianco o di rosso, di nero, come volete, diciamo, ecco questi tappi. Noi siamo riusciti con la Brigata Ariete a farli arrivare dal Libano, adesso sono in tutta la Brigata Ariete e speriamo che anche in altri reggimenti stiamo già facendo, ma non io, tutti, ecco anche lei magari signor comandante se per caso c'è lo spazio a Vicenza, c'è un bidone da poter, questi vanno per quei ragazzini che hanno bisogno, quelle famiglie che hanno il Crodi Aviano e chi lo sa e purtroppo c'è bisogno, ecco a te. Buona giornata a tutti, grazie mille per questa presenza, questa condivisione, un momento molto speciale. Come ha detto il grande ufficiale Franco Ridotto, il tappo non è un tappo, è un gesto, il valore di donare, il valore di condividere, il valore di dare spazio anche delle associazioni che possono essere piccole ma che insieme fanno qualcosa di importante perché siamo insieme. Qui con me oggi ci sono due persone speciali, una è Sibilla Pinocchio, il nome è tutto un programma, è la cantastorie delle stagioni, porta la sua testimonianza e tutto parte e gira attraverso un tappo ai bambini, nelle scuole e vicino a chi in qualche modo ha bisogno di un sorriso. Rappresenta molto bene il Friuli perché crede in quella che è la nostra regione speciale e oggi ci aiuterà, e prendo il là così per questo momento di accoglienza, perché io faccio parte della Sorgente di Sogni, siamo in provincia di Pordenone e attraverso voi vogliamo fare due doni oggi al grande ufficiale Franco Ridotto, perché lui dona sempre a noi, oggi sarà lui ricevere, oltre alla vostra presenza, due cose speciali. Riceverà una filastrocca che sarà composta con le parole che ognuno di voi abbiamo piacere doniate, che vi ricordino Franco, che vi ricordino i bersaglieri, che vi ricordino una vostra emozione. Io e Sibilla poi durante la pausa gireremo tra di voi e vi chiediamo una semplice parola. Porto l'esempio, i vigili del fuoco prima all'ingresso, la parola che ci hanno donato in primis è stato pianto, perché Franco Ridotto piange sempre dall'emozione. Un applauso perché se lo merita, perché questo che rappresenta vuol dire umanità, vuol dire che dietro una grande divisa c'è sempre una persona. Ho l'onore e il piacere di dire che i tappi donati dalle missioni rientrate dal Libano e dall'Afghanistan
andranno nella prossima missione a luglio, che Luca Galimberti, un diversamente abile che prestissimo sarà ospite qui in questo museo speciale, in questa missione del Monte Bianco. Lui è un diversamente abile, farà questa traversata, è un testimone al Teleton ed è rappresentante nel mondo fair play per i valori assoluti che lui passa anche nel mondo scolastico. Questi due tappi per cui viaggeranno, per cui questo è il valore, la rete ed essere insieme. Per oggi noi siamo qui. Diamo in anteprima un piccolo DVD ricordo perché attraverso gli alpini di Torre noi siamo stati così in contatto con Franco Vidotto. Questo è un piccolo video che ricorda l'esperienza dell'altro incontro in onore degli alpini. Vogliamo dire grazie ai bersaglieri perché abbiamo portato la grandissima bottiglia, alcuni di voi l'hanno vista, 11 metri per 2,50 che raccoglie i tappi, ma l'abbiamo portata davanti all'Arena di Verona. I bersaglieri c'erano. I bersaglieri hanno donato i loro tappi nel tricolore italiano. Oggi la grande bottiglia è in Lombardia, rimarrà tutto il periodo dell'Expo come simbolo di solidarietà. Il 58esimo gruppo delle Frecce Tricolori lo ospiterà a San Candido, probabilmente passeremo per l'Austria, poi puntiamo a Piazza San Pietro, perché è il nostro sogno grande, che abbiamo detto anche questo, un messaggio di fede e di speranza, e poi chissà, che Isolo c'è il Colga, non lo so, io la punto lì perché... Allora, il secondo dono, poi vi lascio che faremo oggi a Franco Vidotto, ma io penso di poterlo fare a nome di tutti voi, se me lo permettete. C'è un regista speciale a Venezia, il regista si chiama Seo Mengotti, che ha deciso di inserire nel suo ultimo film che sta adesso concludendo, che sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, 4 testimonianze donate dalla Sorgente dei Sogni. Noi abbiamo elencato 3 persone speciali e poi un gruppo delle nonne, perché le nonne a noi portano bene, portano speranza, vita e storia. Le persone sono Luca Galimberti, che vi parlavo prima, con la sua grande voglia di dimostrare anche a suo figlio che anche se è un diversamente abile può lasciare qualcosa al mondo di un grande ricordo. Il grande ufficiale Demetrio Moras, per il quale vi chiedo un grandissimo applauso, perché ha dato vita a 42 anni alla Pordenone Pedala e ha dato tanto al nostro territorio, ma perché ha sempre, assieme al grande ufficiale Franco Vidotto, era nel progetto che abbiamo realizzato a Viano Fiancavallo, 13 km in sala, diciamo in salita, con la sedia a rotelle, con Luca Galimberti diversamente abile, una catena umana di solidarietà. Abbiamo mosso solamente persone, 12 fasce tricolori erano presenti in quell'evento, per cui ringrazio le amministrazioni comunali che sono presenti, che credono nelle divise, c'erano tutte le rappresentanze militari, perché lo può dire tutto lui. Allora l'altra persona che noi vogliamo donare in questo film, ed è, ricordo che noi ti lasciamo oggi il nostro dono, la testimonianza di Franco Vidotto, per cui entrerà in un film, passerà la storia e siamo felici di ufficializzare questo dono. Ci sono dei piccoli foglietti, se li vuoi donare più, sono pochi ma sono un po' rappresentativi, così come messaggio di questo impegno che abbiamo. In bocca al lupo per quello che passerai, e regista sarà anche Vittorio. Grazie. Ecco, allora questo è con la consegna che ti do del nostro, e vedi, è già un nuovo new entry che ho fatto, e questo fa parte dell'amministrazione comunale, perché io passando sono come i servizi segreti che ci interessano delle altre cose. Vedo dentro in un ufficio, non ho guardato le carte, signor comandante, ma vedi i tappi, guarda, mi ha preso, vedi i tappi, e dico all'amico nostro dipendente comunale, ma scusa, cosa fai? Mi racconta, ma sì, bene, e dove vanno? Perché, credetemi, io ho l'educazione che intanto mi interessa la finalità, perché ci sono per gli asili, ci sono altri, tieni, se non hai impegni con nessuno, oppure un sacco di qua e un sacco di là. Ecco il discorso che a me interessa, a noi interessa, non è di dire vogliamo solo il Crodi Ariano, ci sono tante altre cose, ma l'importante è coinvolgere, far partecipare un punto del giorno. E gli utili allora, e mi fa, io un sacco. Vale, qual è la più bella cosa? Che l'amministrazione comunale, anche i dipendenti comunali, sono sensibili, che prendono i tappi e li portano. E oggi ti consegniamo questo sacco tramite il nostro dipendente comunale, eccolo qua, un amico che ti ha portato. Facciamo fare un gemellaggio con Eraclea, perché il comune di Eraclea ha un gruppo di volontari che stanno realizzando. Perfetto, grazie, ecco a te. Ok, dopo te li consegno. Grazie. C'era un... scusatemi perché ci sono dei momenti, ma credo che ne valga la pena anche, vi chiedo scusa. L'amico Banchi,
E la sezione di Pordenone è una delle più, non perché è più numerosa, è una come c'è quella di San Giorgio di Nogaro, che sono legato da 20 anni, come tutti i bersaglieri comunque, perché ripeto, per me un bersagliere è uguale a 100, 200, non è il numero. E c'è l'amico Banchi? Flavio, ci sei? Ecco, chi è l'amico, questo signore? Questo signore è il figlio di un bersagliere che purtroppo abbiamo perso immaturatamente appunto qualche anno fa, assieme poi dopo a distanza di pochi mesi anche la mamma, ed è stato uno dei fondatori della sezione di Pordenone, di cui anche con lui ho condiviso in regione, in provincia, ma da amico, perché era un consigliere ma non consigliere in senso stretto, era un padre, uno che sapeva capire, uno che sapeva dire anche lui la verità, indubbiamente perché ci credeva a queste piume e stava male quando non vedeva andare certe cose per il verso giusto. Non è sempre possibile, però, e da lui ci siamo rimasti attaccati sempre. Cosa ha fatto il Flavio? Il Flavio è un carabiniere, un signor carabiniere, però il cappello piumato le spetta perché è del papà. E lui, quello è tu, certo. E lui oggi voleva donare al museo, e allora ho detto, io le cose non le voglio così, tra di noi, ma che siano pubbliche, proprio per dare rispetto a quel grande uomo che è stato tuo padre. Lei Presidente Bimbo qua con me, in rappresentanza di tutta la sezione Pordenone. Certo. Scusatemi ma... Certo, vieni colonnello Bimbo. Io non faccio discorsi ma a posto mio parla. Prego, dica lei qualcosa. Se ritiene opportuno. No, assolutamente. Io, per chi l'ho conosciuto sapete quanto è stato grande, ha avuto la responsabilità di portare per ben 31 anni la presidenza della sezione di Pordenone. A lui dobbiamo tantissimo. La cosa di cui abbiamo apprezzato chi l'ha conosciuto è la sua umanità, e questo e nient'altro possiamo aggiungere. Un vero amico, quindi Flavio è venuto sulla sua scia, è cresciuto con quei sentimenti ed è un grande attualmente, anche se porta le mostrine da carabiniere, però è sempre un bersagliere nel cuore, nell'anima. Grazie a lui che porta avanti le tradizioni, l'umanità del padre. Grazie alla famiglia Banchi anche a noi. Grazie. Fa un ricordo del mio papà che dono volentieri al museo perché era molto legato a te, ti rispettava e ti voleva veramente bene. Grazie a te. Grazie a te, alla sezione di Pordenone e a tutti quanti. Grazie. Un secondo momento, Rossetto. Chi l'ha conosciuto? Rossetto, perché io sono uno, non è come Renzi fa il rotamatore. Io ho preso su, purtroppo dobbiamo dire anche la realtà, finché qualche bersagliere è valido, vieni dai, ti carico su. Poi quando uno ha qualche acciacco, forse mi diventa anche un po' di impiccio. Qua non offendo nessun presidente o altro, ma è la realtà, dobbiamo anche dirla. Allora io ho preso su questi 4 vecchi, dico 4, detto alla Veneta comandante, che un po' un acciaccato, uno là, perché si hanno servito fino a ieri, oggi li devo dimenticare? E io, il papà suo, che l'abbiamo perso qualche mese fa, era Virginio Rossetto, uno che quando sentiva le trombe, la fanfara, lasciava moglie, lasciava figli, lasciava anche il portafoglio perché era solo là ad applaudire, perché viveva. Pensate che lui è tornato a casa con la bicicletta dal terzo di Milano, dopo l'8 settembre, ed è arrivato, poi, se anche adesso pace all'anima sua, mi perdonerà, si era anche nascosto sotto un pagliaio, ma vedete, anche queste sono vicissitudini che andiamo a conoscere della nostra storia, di quelle che sono state fatte dai nostri, bene o male, non sta a me giudicare, ma sono esperienze di vita che ci hanno portato. Io per fortuna ne ho che registrate queste. Allora, il figlio, e io ero amato da questo grande uomo, e come lui ce n'è un altro che è nelle retrovie, vieni, anche se non ce la fa più, non vedete, è del 20, classe 1920, suo padre invece era del 23, vieni, non ce la fa perché 11° bersaglieri, presidente dei combattenti di Musini di Piave, ecco, vieni avanti Verago. Questo è un simbolo di bersaglierismo, di italianità, che
che ti ringrazio, che anche se qualche acciacco anche lì adesso per le gambe, un po' per tutto, ma ragazzi, siamo 1920, Bersagliere che ha fatto la guerra, Bersagliere che veramente ha sofferto, Bersagliere che ha servito i suoi ufficiali da Pola, da Napoli, da tutta l'Italia. Sono io per te, ma dopo d'accordo perché sono il suo delegato, in cui ci vogliono. Questi sono gli uomini che noi dobbiamo prendere esempio e seguire. Ecco perché ho detto prima, io ho rottamato, preso tutti quelli rottamati, li ho portati con me. E ho rifatto rinascere quella sezione che era un pochettino così così. Poi un po' alla volta, anche qua le biciclette le ho dovuto mettere in parte perché non ce la fanno più a girare, ma comunque la testa è ancora a posto. E io ti ringrazio te come uno degli ultimi appunto anziani che abbiamo, ma che hai voluto essere qui presente oggi. Ringrazio la tua famiglia. Certo, perché possa andare sempre meglio, senz'altro. Noi speriamo sulle tue appunto parole, tue spinte e coraggio che l'Italia possa andare sempre meglio. Grazie Beraldo di questa tua presenza. Ecco, grazie. Ecco, allora su questa scia, rimani pure. Ecco, allora su questa scia, la famiglia Rossetto, grazie a te. Ma no, tu non devi ringraziare, sono io che ti ringrazio te. Allora, su questa scia, la famiglia Rossetto, rappresentata dal fratello maggiore, appunto, della famiglia, dice: cosa faccio? Ho detto: guarda, io proprio schiettamente, è una delle poche volte che io ho coraggio di chiedere danni. Ho detto: se tu hai piacere, ci tenevo, sarà ben custodito ed è qui proprio per donare alla Casa del Bersagliere, il museo storico nostro, il cappello di un grande bersagliere, oltre che un mio papà adottivo. Grazie Rossetto. Io ti ringrazio, sono orgoglioso di fare questo, sono convinto che il papà ti sta guardando perché lui è innamorato di me. Certamente che ero innamorato, grazie ancora, grazie della tua evoluzione, grazie nostra. Qui non è più. Grazie. Sì, ho stretto. Ah sì, due parole, ecco, quando dicevo prima, c'erano i ragazzi che venite, c'è i ragazzi di Melzo l'anno scorso che fanno parte integrante di quella grande fanfara dell'11° che abbiamo mista, perché ne abbiamo in servizio, ne abbiamo da Udine, ne abbiamo un po' da tutta Italia, e dall'anno scorso abbiamo cominciato con questi 4-5 ragazzi avventurieri, perché dormono in tenda a fare la guardia ai miei carri armati, poi c'è anche il mio cane Black che gli dà una guardia a loro, ma comunque e sono una parte di quei 27 che ieri sera ci siamo veramente divertiti ancora. E appunto intanto gli facciamo i complimenti e gli auguri perché è stato nominato la settimana scorsa presidente della sezione di Melzo il nostro amico Bersagliere Agazzi, pertanto a lui questo. E il vicepresidente che abbiamo, il nostro vicepresidente, voleva fare due parole, giustamente, perché non dargliele. A te Agazzi. Anzitutto un ringraziamento speciale al Vitotto, faccio ospitato, Franco Vitotto, in quanto io la prima volta che vengo, mi era stata descritta, non pensavo fosse così. Allora, da parte mia, presidente della sezione, Angelo Piazzi, Melzo, e della fanfara, Nico Caretto Melzo, vorrei, anzi voglio donare discreto, che rimane il ricordo della nostra presenza. Certo. Grazie a voi, grazie per la presenza di tutti voi. Certamente io ti ringrazio che ci sarà un seguito e credo appunto di aver avuto il dubbio quest'anno, non dico di averne 50, ma so che ci sarà un seguito. Grazie a voi di questa vostra fratellanza veramente bersaglieresca. Grazie Presidente, grazie amici e grazie a tutti. Non ti faccio fare la barzelletta, a te, dopo la barzelletta. Allora, io sono pronto per chiudiamo. Facciamo, no, diritto Miele, mi lasci fare la preghiera, dopo chiudiamo. Allora, il mio Presidente onorario della provincia di Udine,
che è stato un grande amico, il quale io sono stato un suo servitore per 20 anni, sono ancora un suo bersagliere servitore, è lui il nostro, leggiamo appunto la preghiera del bersagliere. Vieni Giorgio. Questo a posto. Questo. Senti. La preghiera del bersagliere. A te, eterno Dio, Signore della pace e della guerra, noi, bersaglieri di Lamagna, innalziamo la nostra preghiera. Tu che ci hai fatto conoscere le asperità di tante battaglie, il gaudio di tante vittorie, la pena di tante rinunce, fa che raggio di gloria illumini sempre la nostra fronte. Fa che la terra tremi sotto il nostro piede veloce e i nostri occhi mai vedano vinte le nostre armi, mai piegata la bandiera della patria. Tu che ci hai dato un cuore di fiamma, guida i nostri passi sulla via dell'onore e se un giorno dovessimo cadere, rendi forte l'animo delle nostre mamme e delle nostre spose. Benedici, o Signore, le piume che ci tramandano un secolo di assalti. Benedici i nostri cuori che palpitano per la patria santa. Benedici coloro che dal Mincio al Don sul campo restarono. Benedici l'Italia e gli italiani, tutti gli italiani. Ascolta, o Dio onnipotente, la viva voce di chi solo a te si arrende. Questo. Sì. Poso. Grazie. Sentita, non è una cosa, non era una bugia, ma comunque ecco, siamo arrivati al finale, ringraziando appunto tutti voi ospiti. L'appuntamento è quando volete, sapete che ogni mese c'è e comunque sarà per il prossimo anno. Ecco, vedete, non è che mi sono dimenticato. Voi, qualcuno forse nuovo, dice, guarda che bandiera piccola, ce n'era una grande prima, 3x3. Voi però dovete ricordare che le bandiere che noi esponiamo oggi sono delle gloriose bandiere, specialmente quella è il primo Iraq che il nostro reggimento ha fatto, in cui io sono custode di 5 bandiere che il mio reggimento ha donato come conservatore al museo, in cui le toppe scrivono, non è che sia piccola, ma hanno un senso. 6 mesi di sudore, 6 mesi di fango del Libano, polvere dell'Iraq, dell'Afghanistan, come le abbiamo dietro, perché tutte le bandiere che abbiamo dietro sono bandiere che loro mi hanno donato, come quella dell'ONU, pertanto non è la pochezza, come dicevo prima, la grandezza dell'uomo, possono essere grandi, ma piccoli, c'è cuore. Ecco, questo, signor Comandante, è la bandiera nostra, affiancata a quella dell'11°, che era la nostra giornata. Volevo precisare perché qualcuno qualche volta, diciamolo in scherzo perché noi siamo anche capaci di scherzare, ma guarda che bandiera ha, una volta l'ha detto così, allora uno l'ha ripreso e ha detto ma tu non sai quanto valore ha quella bandiera. Ecco, scusatemi questo excursus, ma volevo precisare quanto valore e quanto sudore ha questa bandiera. Grazie, io ho terminato. Un abbraccio a tutti quanti, permettetemi questa licenza, ringrazio tutte le autorità civili, militari, religiose, di qualsiasi, i nuovi che sono arrivati, spero di avergli dato, diciamo, una buona impressione di ciò che è il militare italiano, di ciò che è la Casa del Bersagliere, di ciò che è il museo della Casa del Bersagliere e di chi fa parte e partecipa a questo. Adesso la fanfara suonerà, noi con i miei collaboratori ci spostiamo tutto sulla parte sinistra a bere un bicchiere e a mangiare un panino. Poi chi vorrà, aveva già prenotato, il ristorante lo abbiamo a 1 chilometro al bivio, si chiama, questo è il Casablanca a sinistra, poi i miei collaboratori vi insegneranno e vi daranno felicitazioni. Io direi che un grande applauso a tutti voi, arrivederci, buona giornata e grazie di essere stati presenti. Grazie.